Volevo aspettare, amici bellini, l'Inter col Como, onestamente, e poi parlarvi di entrambe le cose, ma oramai la partita là è finita. Cioè, il gol di Thuram che poi è una mezza deviazione. Parliamo della Juve, perché Conte non parla, Spalletti sì. Non dico che faccio l'analisi delle parole di Spalletti, ma parliamo del piano gara. Cominciamo. Nel frattempo, gli amici bellini di Telegram mi aggiornano. Leggo tuffo di Marco, non ho proprio idea di cosa significa, ma mi dicono 3-0. Do il benvenuto a DS Joe. By the time I finish this video, we will know what Inter did with Como. La sensazione ce l'avete anche voi che sì, l'abbiamo battuta l'Inter, il Como invece abbiamo pareggiato, però l'Inter abbiamo perso col Milan, ma l'Inter dà la sensazione di essere più forte, cioè anche quest'anno sembrano quelli più impattanti e non so come la pensate voi, ma sì, il Milan sta là, ecco, non significa che vince sempre la più forte. Questa è una delle cose, probabilmente loro si divertiranno a dire un'altra volta l'abbiamo perso noi se non lo vincono, a seconda di chi, eccetera eccetera. Lasciate un like e ditemi cosa ne pensate e ci spostiamo direttamente. Questo è un video che potrebbe essere anche breve perché non c'è molto da dire se non fare una riflessione su quello che è lo schema della Juve, perché Spalletti da quando è arrivato ha mantenuto la difesa a 3, si è parlato incessantemente della voglia di Spalletti di passare a 4, cosa che pure con l'Italia ha fatto, non ha fatto, alla fine ha mantenuto quell'impianto lì. E adesso il Napoli però, cioè, io non cadrei dal pero se Spalletti poi decidesse di cambiare le carte in tavola. Lui l'ha detto, ha detto loro manca qualcosa a centrocampo, qualcosa, ci manca tutto il centrocampo. Però aggiunge, a noi manca qualcosa in difesa, ed è vero, perché loro, Bremer adesso si è operato anche Gatti e dobbiamo vedere se i Gatti saranno vivi o morti o moribondi o insomma che zoppicano i gatti così, e dobbiamo capire, perché se la Juve si mantiene così con questa formazione non si fa altro che fare lo stesso piano gara, gli stessi accoppiamenti che abbiamo fatto con l'Atalanta, che abbiamo fatto con la Roma. Quindi se Spalletti decidesse poi di cambiare le carte, perché gliela fanno la domanda, gli fanno la domanda su Ildiz, scusate, ma questi capelli non è una questione ti vedi più selvaggio, sì vabbè, però col green screen i capelli lunghi sembra che poi non ci ok, più sistemato. Dice Ildiz prima appunto, dice no, non lo voglio dire prima a voi perché poi faccio brutta figura se i ragazzi lo sanno dopo rispetto a voi. Quindi io immagino David, considerando sempre Ildiz in questa zona qua, che poi se la deve vedere con Beuke, ma dando una mano di Lorenzo anche all'olandese, perché Ildiz è la fonte di gioco, è l'ispirazione, è quello che scompagina, è quello che con le sue corse verticali palla al piede, con i suoi dribbling, poi prova molto il tiro e a volte lo indovina. Io l'ho detto un paio di anni fa, insomma, da quando abbiamo cominciato a vedere Ildiz muovere i primi passi, vibes alla Kvara, più giovane addirittura, deve fare tutto un percorso di crescita e lo sta facendo. Quindi, Ildiz è un pericolo pubblico, non c'è niente da dire. Se confermano quelli che sono i rumor di formazione, David, Ildiz, qui ci potrebbe andare con Seisao. Mia moglie sta facendo la zuppa, quindi taglia le verdure. Qui ci potrebbe andare con Seisao, si parla di un recupero, insomma, di una crescita costante di Zegrova. Nell'ultima partita è entrato molto bene, molti dribbling, Zegrova noi anche lo guardavamo da vicino per potenzialità di mercato. Qui ci potrebbe andare Cambiaso se viene confermato Kostic dall'altra parte, recuperato ampiamente da Spalletti. Grazie a tutti. Allora, no, va bene, niente. Finito. Divagato. Grazie. Quindi cross che possono arrivare, quindi esterno con il piede proprio e un altro con il piede invertito di qua. A centrocampo Thuram e Locatelli, e qua in difesa il nuovo braccetto che è Koopmeiners, quindi questa difesa. Io l'ho fatta la simulazione, se non volete aspettare, se vi sentite insomma la partita, ve la potete andare a vedere già sul canale Fluidzot, l'ho già postata, qualcuno l'ha già vista. Se va a finire in quel modo, aiuto.
Vi dico solo aiutatemi, non ce la faremo a resi. Quindi Cop Miners, Kelly, Kalulu. Ora però, considerando che loro non hanno altri difensori, secondo me uno sgarro che potrebbe farci Spalletti è scompaginare, perché così noi andiamo uomo su uomo, non cambia niente. A Neres chiediamo di dare una mano a Elmas, perché qua non ci sarà Lobotka, ci sarà Elmas o Vergara, vediamo. E l'unico dubbio che ho io per il Napoli è Spinazzola. Spinazzola è rientrato molto bene, può farne un'altra consecutiva perché ha fatto tutta la partita, o ti vuoi giocare Olivera dall'inizio e mantenerti Spinazzola come cambio, che ti può dare un cambio anche a Lang volendo, te lo puoi giocare dall'altra parte, te lo puoi giocare a destra, quindi secondo me potrebbe avere senso mantenere Spinazzola in panchina per avere almeno un cambio. Prima ti tenevi il cambio trasformativo di Elmas che potevi mettere dappertutto, adesso nemmeno quello c'hai, e nel frattempo 4-0, vabbè, ha segnato pure Carlos Augusto. No, ma la riflessione sull'Inter ve la faccio, parliamo prima delle cose nostre e poi c'è una riflessione che non vale solo per l'Inter ma in generale. Insomma, se va così e cambia poco rispetto a quello che abbiamo visto nelle partite precedenti. Se invece la Juve si mettesse a 4, quindi magari un Cambiaso di qua, Kelly e Kalulu qua, Cambiaso te lo puoi giocare anche qua, in difesa ti potresti giocare un McKennie che Spalletti ha detto dove lo metti, lui si mette e fa la sua partita. Forse non è proprio convintissimo di adattarne troppi, con la difesa a 3 l'unico adattato tra virgolette è Cop Miners, ma se si mettessero a 4 ecco che il Napoli dovrebbe riconsiderare velocemente tutte le accoppiate e con Højlund non si può più avvicinare un McTominay lì. Lang dovrebbe andare a prendere, o Neres, molto più Neres, dovrebbe andare a prendere un altro dei due centrali. Il terzino a quel punto si deve accoppiare con Di Lorenzo che sale molto, ma c'è la mezzala. Insomma, Spalletti non te lo consiglio io, però metterebbe me un po' in difficoltà. Il Napoli no, il Napoli è pronto, il Napoli sa cosa fare sia con le difese a 3 che con le difese a 4. Vediamo cosa succederà. Wow, vale doppio assist di Marco. Vedo come ridono, perché poi il mio fantacalcio è così. Nella mia Serie A con gli amici bellini io sono ultimissimo con la squadra. Faccio 5-6 fantacalcio quest'anno con la squadra migliore, quella proprio fatta a tavolino che mi ha dato tutto bene, la migliore asta possibile. Sono ultimissimo, non c'è niente da fare, si retrocede. Però quando mi segna Di Marco, quando Di Marco fa 2 assist contro, mi va bene lo stesso perché mi sono messo l'anima in pace nel mio fantacalcio con gli amici bellini e sfrutto il fatto che Di Marco ce l'ho per esempio nel mantra, Lautaro ce l'ho nell'altro fantacalcio con i cugini, quindi distruggetemi in Serie A, non fa niente. I bonus me li prendo da qualche altra parte, diversificare è l'unica cosa che si può fare nella vita. E come io mi sto rassegnando alla retrocessione, forse anche la Fiorentina. Facciamo un accenno perché la Fiorentina perde 3-1 col Sassuolo. Il like è comparso, ma non potete lasciare il like, vi ringrazio, grazie a tutti quelli che mi state scrivendo le vostre classifiche di YouTube, siete veramente straordinari, 800 video visti in un anno, ma come fate? Non li ho fatti, non si possono fare 800 video, le conferenze non si possono fare e quindi vabbè. La Fiorentina, io non lo so se ha senso poi mettere in discussione anche Vanoli, questa è la domanda che mi sono fatto perché non sto guardando onestamente le partite, quindi non so se in questo momento la Fiorentina è in una fase di sfortuna anche, cioè se Vanoli ha messo a posto almeno le prestazioni e i ragazzi sono convinti e sono anche sfortunati perché ogni tanto le stagioni quelle là terribili tu ci provi e al primo errore ti fregano. Non lo so se vale la pena anche pensare che Vanoli pure possa essere cacciato e quindi fare un trittico di allenatori o se continuare così. In questo momento la Fiorentina tutti stanno continuando a dire hanno la squadra per fare 30-35 punti, è impossibile che non li fanno, ma bisogna cominciare a fare questi punti, altrimenti si entra in una spirale di giocatori che non sono abituatissimi a lottare poi per la retrocessione e la storia del calcio è così, abbiamo visto grandi squadre retrocedere, non si riprendono più e se si potesse fare poi mercato a gennaio, perché grazie a tutti quelli che hanno visto il video di ieri, molto interessante secondo me che dobbiamo riprendere, guardiamoli perché sono giocatori che non sono scarsi, sono entrati in una spirale, ma se cambiano aria uno potrebbe andare a vedere
sempre che si possa fare il mercato. E l'ultima considerazione è sul calcio sclerotico, cioè sui tifosi più che altro sclerotici che coadiuvati o instigati anche da una stampa che trancia subito. La mia riflessione parte da Luis Enrique di UF, che insomma stampa, anche i tifosi dell'Inter hanno detto abbiamo sbagliato, abbiamo comprato, abbiamo fatto mercato per un anno, ma questi non vanno bene, non funzionano così. Calma. Calma, evidentemente calma, perché Luis Enrique oggi per esempio l'ho visto quella prima parte di partita e riesce a mettere anche l'assist per Lautaro. Diouf aveva fatto un gol nella partita scorsa, sempre in questa zona Dumfries dove bisognava trovare un sostituto. Si è provato Carlos Augusto, non si trovava alla grandissima, adesso non lo so se è entrato proprio in quella zona e ha pure segnato, andrò a rivedere, ma intanto piano piano alle volte bisogna aspettare un pochino. Come noi non dobbiamo poi giudicare le prime partite di Lang, spizzichi e bocconi, e piano piano vedi che si sta inserendo. Alle volte dei giocatori hanno bisogno di entrare nelle meccaniche, nelle dinamiche di una squadra, e piano piano, se non li tranci, se l'allenatore non li boccia completamente, e possono rientrare e possono anche far bene. Quello vale per lì, come sta valendo per l'Inter in questo momento, potrà valere per noi, per altri giocatori che in questo momento non stanno funzionando benissimo, non tutti, e quindi prima di bocciare un mercato in teoria bisognerebbe aspettare un anno, secondo me. Alle volte neanche un anno basta, perché poi o cambiano aria e funzionano, o si adattano e riescono a crescere di livello. Lo stesso Zielinski, il primo anno tra infortuni vari, non benissimo, adesso sta performando molto bene con l'Inter, quindi dovremmo stare tutti un po' più calmi nei giudizi, senza la fretta di bollare. Questo è scarso, questo è fortissimo, anche questo è fortissimo, nemmeno va bene, perché poi ti aspetti, hai delle aspettative incredibili, sbaglia uno stop, e allora vedi, allora quindi una riflessione generale, parto dall'Inter, passo per la Fiorentina, arriviamo al Napoli, parlando però della Juve. E non gliel'hanno fatta la domanda sul ritiro, perché hai deciso di partire il giorno dopo, non vuoi dormire a Napoli? Non lo so, nel finale. Vi chiedo, secondo voi, come reagirà il tifoso napoletano al ritorno di Spalletti? È la prima volta che si incontrano, Spalletti e Conte, secondo me non ci sarà niente di che, un po' di abbracci, un po' di sorrisi falsi, però si può ipotizzare, io mi ricordo quando doveva arrivare Sarri con la Juve, si sperava, io speravo in un'indifferenza totale, perché Sarri disse se mi fischiano è amore, se mi applaudono è amore, se mi fischiano anche è amore, e allora io dissi no, allora dobbiamo ignorarlo, dobbiamo per forza fare finta che non sia entrato nessuno. Chissà se il napoletano farà così. Secondo me avrebbe un impatto incredibile, viste anche le polemiche di che stanno montando i napoletani, faranno così, volevano fare, adesso non possono fare. What if we don't give a shit? Non lo pensiamo proprio. Quelli entrano in campo, forza Napoli, e noi come al solito Don Raffaele, e non li pensiamo proprio. Sarebbe una cosa fortissima e sarebbe importante non perdere. La dico chiara, non perdere con la Juve per non dar loro una botta di autostima, perché vincere a Napoli col Napoli sarebbe una botta di autostima pazzesca. Se già non perdi, tu certo perdi un po' di terreno perché si muove, la classifica è cortissima, il Milano col Torino, l'Inter già ha vinto, la Roma col Cagliari, però già non perdere, tu rimani là, la Juve non si ringalluzzisce e già nell'ottica dei 4 posti già non è male. Chiaramente non firmo, perché se poi comincia a girare il pallone e vediamo che siamo più forti, siamo più in palla, andiamo ad azzannare e diamo un altro grande messaggio al campionato. È finita alla grande, Martinez, Thuram, Çalhanoğlu e Carlos Augusto. L'Inter è forte, la Juve, io avevo preparato una cosa ma non ha tanto senso se non ci sono le altre squadre, gli XGA. La Juve è quella che subisce meno di tutti, addirittura subisce meno dell'Inter, questo è prima di questa partita qua, quindi proprio per decimi di gol è quella che subisce meno occasioni di tutte. Il Napoli deve attaccare tanto per creare, però stesso dicasi con l'Inter, così vediamo come gira il pallone, onestamente. Da New York, Valerio Fluido è tutto, i vostri like per il mio piacere, vi adoro, vi voglio bene, ci vediamo domani, partite, reaction, live, cose varie, andate pure sul canale Fluizot che non ve ne pentirete.